Allora, ci troviamo nella Biblioteca della Montagna. E quanti sono i volumi custoditi in questa biblioteca? Abbiamo 52.000 volumi e poi naturalmente materiale cartografico, periodici. Questa è una raccolta di scritti di Francis Fox Tuckett. Lui è stato uno dei più grandi alpinisti dell'Ottocento. È il simbolo delle Dolomiti friulane, in fondo, no? Ho fatto tutte le vie, anche quelle nuove, sì, lo conosco, mi affascina sempre. Guarda, è l'unica roba, ti giuro, è l'unica roba, le montagne, che le ho ripetute e mi sembrano sempre nuove. Il momento in cui ho messo le mani sulla roccia per la prima volta in vita mia, io ho capito di aver trovato la soluzione della mia vita. Cosa ti ha insegnato questa montagna? Sicuramente è una scuola fondamentale, dà l'opportunità di ricominciare a vivere, riavvicinarci a un ambiente naturale e ad un ritmo più essenziale e quindi riavvicinarci anche alla nostra essenzialità e alla nostra naturalità. Io ho incominciato anche a chiedermi però perché dovevo scalare in quel modo, ma perché dovevo usare tutti quei chiodi per progredire, per salire in cima a una montagna. Allora, io chiamato per l'intervento alla fessura Piaz che vedò l'elicottero rosato di Colada Pontives nell'aiuto alpino. A me piace un po' tutto nell'alpinismo, se iniziamo con l'estate, l'arrampicata, l'autunno, iniziano le cascate di ghiaccio, far cascate. La spedizione dell'Inno del 54, il K2, è proprio entrato nell'immaginario collettivo. È stato proprio un trampolino di lancio per quello che è stato l'alpinismo italiano, ma soprattutto qui nella Valle di Ampezzo.